facile. Gente, cazzo, gente! Pensa se poi muori con un feeling grembo. Pensa se poi muori mai felice davvero. Cosa strano il tempo non lo percepisco. Sono cieco, giusto stare a mano. Quanti cazzi vorrei farti tutto il giorno lì a guardarti. Immagina il futuro e ci saremo insieme. Non siamo fermi da un'ora a guardarci. Non siamo pazzi d'amore, ma di cose da fare. Di cose da fare. Credi che l'alba sia tutto io niente. Vorresti un giorno una casa, una vita normale. Una vita normale. E tu chiudi gli occhi, che il presente è nero. Immagina il futuro e ci saremo insieme. Grazie. Molto bello il fatto che la gente c'era, nel senso non fisicamente ma mentalmente. Era proprio lì con noi e se la stava godendo, anche se noi da fuori abbiamo totalmente una concezione diversa di quello che stiamo facendo perché sentiamo cose diverse, ma da fuori c'era proprio un'energia a parte, cioè come se ci fosse un'energia dentro il palco e anche fuori dal palco. Era molto bello, quindi sì, a me è piaciuto molto. Io sottoscrivo tutto, cioè mi sono divertito come un pazzo, quindi... Emanuele, sì, grazie. Gen Z, cazzo Gen Z. Sempre per sempre, sempre per sempre. Lui sta comprando il nostro cuore comunque. You guys just slow it down and make it funky. Tre, dos, uno, via. E io, amici e amiche di Gen Z, siamo a cavallo tra sabato 1 e domenica 2 giugno. Oggi abbiamo qui con noi, post concerto, gli Euphoria. Applauso! Ragazzi, Wow. Allora, prima domanda con cui cominciamo, facile, come vi chiamate? No, loro come si chiamano? Cioè, qual è il loro nome? noi siamo gli Euphoria con la F. Intanto. Tutti e tre. Attenzione! Siamo tutti e tre Euforia. Basta, non abbiamo altri nomi, abbiamo cambiato il nostro nome all'anagrafe, siamo Euforia, tutti quanti. Ok, Io sono Leonardo. Leonardo Euphoria. Leonardo, cognome Euphoria. Io sono Paolo, mi raccomando partiamo con domande semplici, giusto? Paolo. Emanuele Euforia. Blocchiamo il telefono. Non so fare. Ma se il montaggio poi farà tutto in questo video. Ok. Luca al montaggio, grazie. Ok, com'è andato il concerto, secondo voi? Allora, il concerto è stato bellissimo, il pubblico fantastico, uno dei pubblici più fantastico che abbiamo mai... Sì, più fantastico, l'italiano correggiuto, che abbiamo mai avuto. Per fortuna, ragazzi, non canto. E ci sono stati dei piccoli problemi tecnici, ma comunque in linea di massima il pubblico che abbiamo avuto è stato veramente bellissimo, il caso che c'era fantastico, quindi È stato molto bello il fatto che la gente c'era, nel senso non fisicamente ma mentalmente. Era proprio lì con noi e se la stava godendo, anche se noi da fuori abbiamo totalmente una concezione diversa di quello che stiamo facendo perché sentiamo cose diverse, ma da fuori c'era proprio un'energia a parte, cioè come se ci fosse un'energia dentro il palco e anche fuori dal palco. Era molto bello, quindi sì, a me è piaciuto molto.
Io sottoscrivo tutto, cioè mi sono divertito come un pazzo, quindi... Emanuele, sì, grazie. Gen Z, cazzo Gen Z. Sempre per sempre, sempre per sempre. Lui sta comprando il nostro cuore comunque. Basta così porti la quota. Cioè, capito? Ma a noi piace, a noi questo piace. Vuoi investire le azioni di questo? Alice già per terra. Beh, la cosa che su questo dico una cosa, come se fosse un dibattito. Cioè, a me è piaciuto tantissimo, tanto che ho leftato il bar, che chissà sa che è tipo il mio posto da cui non mi muovo. No, l'avrei leftato a prescindere, però non sono proprio mai tornata, nel senso sono stata là per 40 Autogestione, minuti. praticamente. Sì. E cioè, quando non era da ballare, nel senso non era da disco, ok? Più movimentata, comunque stavi là ad ascoltare e a volte c'è veramente penotti, si dice in italiano? Pelle d'oca, brividi. Che parola No, è questa? penotti no. Brividi, cioè veramente bravissimi, nel senso di energia, di cosa, c'era tutta, cioè fortissima. Grazie. Beh, effettivamente una cosa che penso ci contraddistingue è che cerchiamo di portare un po' le vibe di tutti e tre e che vanno appunto dalle cose un po' più chill e tranquilla, come la prima canzone, Giorni di Sole, a cose magari un po' più peso, un po' più gaso, con la cassa dritta. E quindi sì, c'è un sali e scendi di emozioni che vediamo che piace alla gente. È bello che venga percepito, ecco, quindi super apprezzato, grazie. Paolo Euforia, sottoscrivo. Aspetta, metto tipo il fatto che non si possa chiudere entro 30 secondi, così cade l'occhio e leggiamo sempre. Beh, tanto fai la domanda, no? No, ma la faccio senza col telefono in mano, sennò sembra mancanza di professionalità. Scusa, si nota questo? Cioè... Di che le dai? C'è la professionalità! Ok, ci siamo. Luca, take 3. Allora, sempre rimanendo in tema musica, vi chiediamo qual è il primo disco, che sia CD o vinile, che abbiate mai acquistato. Elvis Black di Salmo. CD. Io ci devo pensare. Pensavo rispondessi prima te. Preso col bonus cultura ai tempi, faccio un casino di coez. Allora, io vado sul lato digitale perché acquistato CD o vinile non l'ho fatto e mi sento in colpa. però ho acquistato delle canzoni su iTunes ancora tipo nel 2013 ed era l'album dei Disclosure. Ah, ok. Figo. È stato un bel acquisto. Ok. Posso scegliere una diversa? Possono andare in ordine? Vuoi? Ok. Facciamo queste, cioè questa va alla fine. Questa è la fine? Ok. Ok. La vostra canzone perfetta per la domenica mattina? Dammi un range orario. Fino alle 11. Mattina. Massimo 11. Perché l'ha scritto 2 volte. Io ce l'ho. Vai. Domenica bestiale. Ok. Dai, bellissimo ragazzi. Bellissimo. Forse Misread dei King on Convenience. Ok. Però quella è più chill. Domenica mattina. Domenica sì. Non so neanche dove sono domenica mattina. Cioè, già attento se metto quella lì. Dopo 20 così. Sì, esatto. Dipende da come mi alzo. Allora, se sono preso bene... Domenica mattina di Ema è mezzogiorno. Quindi già il sole è salito. Questo è un fatto. O qualche cosa tipo Capinera, quelle cose un po' funk, oppure tanto ambient. La mattina ascolto un sacco di ambient perché Ok. non mi piacciono le parole del mondo, quindi anche se è mezzogiorno e mezzo, però se mi sveglio devo stare tranquillo, e quindi sì, tanta musica strumentale che mi setto un po' col mio mondo, ecco. Qual è la tua OP? Canzone della domenica mattina.
Beh, al volo così su due piedi, tra l'altro domenica è mattina tipo tra poche ore, a me piace un sacco mettere qualcosa o di Marvin Gaye o Domenica Berici dei Dedicatoni. Bello, Mi piace bello, Proibito, bello. mi piace un sacco. Bello, bello. Tu la dove invece? La partita di pallone di Rita Pavone. Io come mi alzo? Perché? La domenica così. Cioè, sveglio tutto il condominio. Non so perché questa. Poi non la posso più ascoltare durante la giornata. Ma non solo la domenica. Solo io apro le finestre la domenica, apro le finestre, cioè la urlo, la sbraito e poi basta. Finita. È andata. Super italiano. Proprio. Sì, proprio. Quindi a pranzo pasta al sugo con le polpette. Alle Perché 10 è domenica. alle 10:30 messa. E lì è proprio. Io abito davanti alla chiesa, probabilmente quelli che la fanno sentono me urlare. Perfetto. Cioè, è diverso. Vabbè, andiamo con la prossima. Allora, rimanendo sempre sulla vostra musica e il vostro percorso, vi chiediamo come vi siete approcciati alla musica. Qual è stata la vostra prima esperienza e come vi siete avvicinati al progetto Euphoria? Allora, parto io. Io diciamo mi sono avvicinato in generale alla musica un po' tramite i miei, anzi soprattutto grazie a loro, perché comunque mio padre ha sempre suonato il pianoforte e cantato, mia madre quando era incinta di me suonava la chitarra, che tra l'altro tuttora ho in studio e uso per fare cose, e poi a 4 anni ho iniziato pian piano, siccome avevo il pianoforte a casa, a suonicchiare, e a 6 anni ho iniziato un percorso scolastico di pianoforte che poi è durato fino ai 14-15 anni e dopo ho continuato da autodidatta. Però diciamo i miei mi hanno sempre spronato ad ascoltare un sacco di musica di generi diversi, e partendo dalla classica alla musica ambient a quella magari un po' più pestona, e quindi sì, devo molto ai miei genitori, ecco. Grazie. Invece, devo essere un po' individualista, devo tutto a me stesso. Cioè, nel senso, ci sono arrivato da solo alle cose, un po' grazie anche a condivisione loro, però alla fine della fiera, secondo me, quello che ci ha un po' fatto, perché la domanda anche verteva sul fatto di come abbiamo iniziato, la noia. Cioè, c'era il Covid, non sapevamo che cazzo fare, ci mettavamo letteralmente nelle zone industriali con la sua macchina dell'epoca, un telefono, GarageBand, a fare tipo cose assurde che poi non finivamo mai, però già quella cosa lì era un continuo buttare giù idee che poi negli anni, a forza di buttare giù input, si crea una sorta di serietà creativa e dici ok, mettiamoci a fare questa cosa qua, perché acquisisci fiducia in un certo senso. Che è un po' sempre quel mantra di fare è meglio di non fare, cioè Esatto, fare male perché a forza di è fare comunque meglio di... pensi di riuscirlo a fare, è quello. Dico una cosa prima di passare la parola ad Ema. Sì, esattamente, cioè abbiamo fatto veramente le peggio cose. Io ho iniziato con GarageBand, che è un'applicazione per telefono. Anche Steve Lacy produce tuttora con il telefono, con GarageBand. Anche Quindi l'ultimo alla fine- album di tipo Madlib e Freddie Gibbs, Bandana, è fatto tutto su Madonna. GarageBand, mi pare. Cioè, alla fine, ragazzi, Madlib. contano le idee. Cioè, i mezzi oggigiorno ci sono anche dal telefono, contano le idee. E io appunto ho iniziato così dal telefono quando andavo a scuola in autobus. E tra l'altro andavo a scuola con lui, con la stessa corriera. Ci siamo conosciuti il primo giorno di scuola. E io la mattina gli facevo sentire i beat. Io volevo stare tranquillo. super sgangherati poi, e io li facevo sentire, e è iniziato un po' tutto così per caso, un po' per passione, un po' per gioco. Sì, per concludere, io e Paolo arriviamo da un ambiente dove la musica non è centrale, quindi l'abbiamo scoperta da soli. Cioè, io passavo tanto tempo su internet e quindi era il periodo delle medie, c'era tipo Martin Garrix, tutta l'esplosione dell'elettronica. Sono arrivato tipo diretto con quel camion che mi ha distrutto. Poi da lì ti attrae, entri dentro, è come il buco del coniglio, no? Quindi più vai lì, più scavi. E dal momento in cui lui cioè, ho conosciuto lui che suonava
a una certa lui un pomeriggio a random vado a casa sua, mi mette sulla cassa un type beat, sopra ci aveva cantato lui a random e io ero tipo cosa sta succedendo? Una delle Le prime canzoni che abbiamo fatto erano parodie per prendere per il culo lui. Assurdo. È stato fatto un disco di parodie Come per nasce prendere per il culo dall'euforia a lui. 2 punti di Ma Sarema. veramente, cioè questo E io ho comprato il primo microfono perché volevo continuare a fare parodie. cioè, il nostro primo microfono è stato comprato per quello. Stupendo. Quindi sì, Esatto. un giorno arriverà e quindi Come inediti, chi lo sa. Quindi sì, cioè, ci siamo ritrovati dalla noia, ci siamo attratti da questa cosa che per noi era sconosciuta e amore a prima vista, a primo ascolto. E dopo la parte finale. Sicuro? Sì. Ok, va bene. Allora, essendo che Gen Z è famosa per il Cineforum, famosa adesso, però Riconosciuta. A vi livello chiediamo veneto. qual è il vostro film preferito. Ok. Allora, ok. Attualmente il mio film preferito credo sia Mr. Nobody. Ok. Peso sì, ma mi ha fatto riflettere tantissimo. E poi a me piacciono un sacco tutte le cose psicologiche che hanno a che fare con viaggi del tempo, psicologia e quelle cose lì. Quindi è un film che quando l'ho visto avevo, penso, 14 anni. E dopodiché l'ho rivisto tipo 4-5 volte. E mi ha sempre, cioè ogni volta capivo un qualcosa di più e mi ha aperto completamente. Allora, io divido la risposta in due perché ne ho due. Allora, cioè, non è però allora io mi divido in due, o film tipo stracomplicati, autori, cose tipo film d'essai, o tipo thriller psicologici. Quindi ti dico Amarcord di Fellini, che magari è un po' mainstream, però cioè, mi dà quel senso di nostalgia. Cioè, l'ho visto anni fa, l'ho anche rivisto, mi dà sempre quel senso di nostalgia, come se io fossi stato lì in quel posto lì. E poi Donnie Darko, perché mi dà anche quella cosa lì, l'ho guardato tantissime volte. Anche le colonne sonore sono incredibili. Basta. Io sarò un po' più scontato, dico Hair con Joaquin Phoenix perché Joaquin Phoenix che fa i ruoli, sì, poi lui quando fa i ruoli romantici, anche True Lovers sempre con Joaquin Phoenix, non so, mi dà qualcosa, cioè mi piacciono, quindi quello... Ti mette in quella vibe proprio di chill, di tranquillità. È un po' di... che poi non aveva neanche... Però l'ambientazione è molto tranquilla. Ci aveva comunque visto lungo rispetto a com'è adesso la situazione in intelligenza artificiale. Cose. Poi ho letto, poi non so se è vero, però ho letto che Hair è tipo la risposta a Lost in Translation. Esatto, sì. È quella, Allora, quella roba io ti incredibile. devo dire che non sapremo mai se è vera, ma l'abbiamo letta anche... Cioè, allora, Potremmo saperlo. non è- potremmo contattare adesso i nostri contatti, cioè, capito? Prossima stagione di Genze. Cioè, chiamala Sofi. Arianna, prossima stagione di Genze Dai, 3, 2, intervista a 8. Sofia Coppola. Bippiamo. Stavo per dire il numero di mia madre comunque. Che è Saluto Sofia alla Coppola. mamma. Sofia Coppola Junior. Vabbè, comunque sì, l'ho letta anch'io quella teoria. Teoria che gasa comunque. Sì, cioè, per me, anche se non è vera, accetto. È come per il terrapiattismo, cioè nel senso, non mi importa, a me basta che per me è così. C'è quel principio di interesse. Allora adesso gioco finale, Ok. giusto? Allora siamo in conclusione. Allora vi diamo Giù la torre, nome del titolo, nome del format, 2 alternative e voi dovete scegliere quella che vi piace di più. Ovviamente ognuno gioca singolarmente. Allora, noi vi diciamo 2 opzioni. Voi siete in cima ad una torre e dovete scegliere quale eliminare. O meglio, ci dite quale salvare. Esatto, indirettamente ci dite quella che Ok. quindi l'altra. Rispondiamo insieme? No, ognuno risponde per sé. Ok. No, secondo me insieme. È più figo, è più figo. Sì. Però se loro hanno idee diverse. Però magari È abbiamo quello idee il diverse. bello.
È quello il bello. Quindi dovete decidere chi buttare giù da una torre, Ok. No, chi salviamo? No, chi Dobbiamo salvare? dire chi salviamo. Chi salvare, scusa. Ok, facciamo una testa. Cominciamo col primo che è Vans o Timberland. Timberland, sì. Vans. Ok. Gnocchi a ragù o parmigiana di melanzane? Gnocchi a ragù. Testa o croce? Testa. Mentalità. Mallet o pelata? Come no, ripeti? Mallet o pelata? O Mallet. Mallet. Troppo inflazionato il mallet, secondo me. È vero. Pelata. La pelata è il suo perché. C'ha il suo fascino, dici. Fior di fragola o stecco blocco? Stecco blocco. Stecco Non blocco. voglio una discussione su questo. Fai quello sotto, prima. Ok. La tipa o Stevie Wonder? Dai, questo Genzè, cazzo, Genzè. Tutti e due. No, dovete scegliere uno. Questo è il momento finale che noi facciamo sempre. Dovete scegliere. per l'attaccamento al Veneto. Esatto, la tipa perché rappresenta. La tipa perché rappresenta e sono nuovi, cazzo. Allora, ultima, Euphoria o James Blake? Ma non puoi distruggerci i nostri idoli così. Featuring. Facciamo il featuring. Ci buttiamo insieme piuttosto. James Euphoria. Bella. Il gioco Gioca qui. finito. Grazie mille per la... I Latipa sono stati Grazie a voi. salvati, scopriremo se i Latipa vi salveranno. Ok. Nuovi aggiornamenti presto fuori. Grazie So, mille grazie. per la Grazie mille. disponibilità immensa, per la simpatia tantissima. A voi. Grazie Cioè, mille. e speriamo Anche di voi. vederci presto. In bocca al lupo per tutto quanto, ragazzi. Altrettanto, Grazie mille. altrettanto. Pazzeschi. Genzè, cazzo, Genzè!